senza terra molla carmane, vira visi fatta mezza ne sa dirmelo perché viene ca non voglio senza terra molla carmane, vira visi fatta. Nel caso del napoletano si restringe a una città addirittura, perché noi per 579 anni siamo stati capitale del sud, chiaro? 579, dal 1282 testi siciliani, quando gli Angioini emigrarono dopo 16 anni dalla Sicilia a Napoli, e quindi adesso Napoli capitale. Ora, non è stata capace per 579 anni Napoli di allargare, di ampliare, di unificare questo suo dialetto a tutta la regione. Nicola De Blasi, un grosso studioso dell'Università di Napoli, ha scritto che ovviamente vi sono dei punti in comune nei vari dialetti regionali, c'è il Sannita, c'è la Benedese, c'è il Beneventano, eccetera. Vi sono dei punti in comune, ma vi sono anche delle diversità, per cui praticamente quella uniformità che troviamo nell'italiano viene a mancare nel dialetto. Io ho pensato ancora qualche cosa perché avrei tanto da dire. E invece la produzione letteraria del napoletano, quello non basta. Devo fare una domanda a lei. Ha letto mai la poesia dialettale, non so, di Giacomo, di Russo, di Viviani? Ma lei mi ha sentito? Come mia moglie non mi ha ascoltato. Secondo me. No, perché ho detto, ha letto mai la poesia dialettale? La dialettale, mi sono fermata a poesia. No, lei mi ha risposto di sì. Quindi ha accettato. No. Non esiste un concorso di lingua napoletana, di dialetto napoletano, che io sappia. Non ho mai letto concorso di poesia, se non sotto. Anzi, devo complimentarmi con il responsabile di questa manifestazione, perché poi ha scritto dialetto, poi ha scritto un Iam magnificamente, Iam bello, con la doppia B, quindi bello corretto, preciso, rispettando i canoni della nostra lingua, perché in effetti le doppie, dopo abbiamo una polemica con il professore Zazzero. Ma io penso che lui vorrebbe sempre la riforma. Io concluderei dicendo qualcosa, cioè in sostanza che potrei ammettere, devo ammettere che magari il secondo dialetto d'Italia. Perché? Perché canzoni, poesie, teatro, cinema tramite Troise, Totò, Taranto, e insomma qualcosa si è ampliato. Però scusate, andiamo a Milano e mettiamoci a parlare napoletano, ci capiranno, come noi non capiamo quelli se parlano in milanese, ovviamente. E allora abbiamo la restrizione, insomma, non c'è l'estensione. Vedo che molte signore mi hanno ragione. Dico di sì, per favore, fatelo dopo che ha fatto a capigliare no, perché ci rimetto io, ho detto già prima, ci rimetto nettamente, non posso sostenere lo scontro a capire. Dottor Zazzera, volevi dire qui così dopo? Una cosa volevo dire, in modo che il greco pure ha avuto dei dialetti, il dialetto attico, il dialetto ionico, il dialetto dorico, eccetera. A un certo punto, con l'universalismo di Alessandro Magno, è nata la Koine dialectos, chiaro, per dire questa lingua comune, quindi dove, insomma, quando c'è un'estensione effettiva, un universalismo, e allora possiamo parlare di lingua, come ho detto al principio, e non parlo più. Mi ha colpito il primo degli elementi che tu adoperi a favore della tesi del dialetto, quello cioè della territorialità della lingua, e hai indicato tutta una serie di caratteristiche che sono proprie della lingua nazionale. Dunque di una lingua che ha bisogno di un aggettivo, ma che mi fa capire che se esiste il concetto di lingua nazionale, deve esistere necessariamente un concetto di lingua non nazionale, e quindi la territorialità va a farsi benedire. Ho sempre saputo che due elementi essenziali consentono di distinguere una lingua da un dialetto, vale a dire quella di un proprio patrimonio di peculiarità grammaticali e sintattiche e quello
di un proprio corpus di letteratura. Allora, vediamo un momento il primo di questi elementi, le peculiarità grammaticali e sintattiche. Il dativo dell'oggetto, aggiusta a Pascale. Ho visto Pasquale, aggiusta a Pascale. E tu mi dici, ma anche gli spagnoli? No, addirittura i rumeni. Anche i rumeni, lo abbiamo in comune. Lo abbiamo in comune. Non mi dirai che la lingua rumena non è una lingua perché gli spagnoli hanno inventato il dativo dell'oggetto. È una caratteristica che appartiene a determinati ceppi linguistici, appartiene anche al napoletano. È uno. Il futuro esorcizzante. In una discussione con Renato De Falco introdusse il discorso dicendo la lingua napoletana non conosce il futuro. Perché? Lui diceva, se io penso che domani andrò alla posta a fare una certa operazione, ma non ne sono sicuro, dico dimani e sta a posta, ma se invece sono sicuro che andrò, dico dimani vaga a posta. Gli obiettai avvocato pressa voi sciarraggia pazza. Dunque il futuro nella lingua napoletana esiste, ha una funzione ben precisa, quella di esorcizzare un fatto che si teme che possa avvenire ma che si vuol fare di tutto per evitarlo. E questa è una caratteristica del napoletano che io non ritrovo in nessun'altra lingua. In inglese, come no? Prego. In inglese, perché quando io s'arraggio è da essere più abile, chiaro? Quindi abile che diventa abile. No, ma scusami, io non ne sto facendo una questione di grammatica stavolta, ma di sintassi. Hai detto che non si trova in altra lingua? No, non si trova la funzione esorcizzante del futuro. E c'è la funzione della doverosità. Io ho da andare. Che è comune a tutte le lingue. Al napoletano, il napoletano devo andare alla posta, dice vaga a posta. Di mano vaga a posta usa il presente indicativo. Usa il futuro quando teme che possa accadere qualcosa e vuole mettere le mani avanti e evitare che avvengano, e questa è una caratteristica sintattica non grammaticale del napoletano. Terzo elemento, i napoletanismi. I francesi hanno i francesismi, gli inglesi hanno gli anglismi, i tedeschi hanno i germanismi, gli ispanismi per gli spagnoli, i napoletani hanno i napoletanismi. Quelle frasi che tradotte alla lettera non significano niente, ma che hanno un significato che viene loro attribuito da chi parla quella lingua. Ecco, no, per esempio, c'è un banco dove è esposto il buffet che sarà consumato al termine di un incontro, di qualcosa, e ci sono quelli che guardano in attesa di poter allungare le mani sui piatti, eccetera, ospitale per Cannarut. Traducetelo in italiano, l'ospedale dei ghiottoni non significa niente, però esprime un suo concetto che è proprio di chi parla quella lingua. Dunque, scusami, non ti ho interrotto prima, non facciamo la televisione, dopo dici quello che vuoi. Ancora l'ospedale non c'è. No, se lo traduciamo alla lettera non significa niente. Il senso glielo attribuisce chi parla quella lingua. L'altro elemento, l'altro fattore, la letteratura. Tu dici che i napoletani hanno avuto una letteratura a partire dall'Ottocento, se ho capito bene, non ho capito. No, perché fino a qualche tempo fa si credeva che il primo esempio di letteratura napoletana fosse l'Ardiniello e quindi il Cinquecento. Poi si è fatto un piccolo passo indietro grazie a Antonio Altamura, il quale, rinvenendo il manoscritto delle memorie di Loise de Rosa, ci ha dimostrato che già in periodo aragonese, quindi già nel 400, esisteva una lingua napoletana, che non è per niente uguale a quella che si parla oggi da parte di quelli che ancora la parlano bene, che diminuiscono sempre di più,
ma allora dovremmo dire che nemmeno Dante scriveva in italiano, perché la lingua che usava Dante allora non è la lingua italiana che si parla oggi. Dunque, su questi elementi io credo di poter affermare la caratteristica di lingua del napoletano, che poi, chiedo scusa, prima si è detto parlata per non dire né lingua né dialetto, ma se diciamo solo parlata, attenzione, escludiamo che esista una forma scritta del napoletano che viceversa la letteratura ci dimostra risalire al periodo aragonese. Purtroppo, sventuratamente, non ho capito perché non c'è il napoletano quando poi, se andiamo a vedere invece tutte le sollecitazioni dell'UNESCO, altro organismo diverso dall'Unione Europea, ma comunque altro organismo di rango continentale, ha più volte indicato il napoletano tra i ceppi linguistici e non dialettali meritevoli di tutela. Mi fermo qui, tu volevi dire qualcosa? Prego. Io colgo insomma dal tuo discorso sul dialetto. Sì. Dunque, questo in effetti hai affermato che vi sono delle espressioni tipicamente nostre, d'accordissimo, ma tipicamente nostre. E basta, non vanno al di là della nostra Napoli. Quindi quello che dicevo, quando andiamo a dire a Milano ospizi di Candanut, quindi ci guardi, che cosa volete dire? Quindi ovviamente è una parola, un discorso, un sintagma, insomma una parola, un'espressione che riguarda soltanto noi napoletani. Quindi abbiamo la restrizione di questo concetto. Scusami, allora i francesi dicono, per dire che stanno per andare a tavola, dicono je suis en train de manger. Io, che afferro una parola di francese ogni 5, capisco che quello sta andando a mangiare sul treno. Dunque anche con le altre lingue il problema delle peculiarità linguistiche si pone nei confronti di chi non parla quella lingua. Professor Iandolo, scusi, ma lei dice che appunto non è comprensibile la parlata napoletana da parte, diciamo, di tutto il resto d'Italia, però eppure ci sono comunque dei termini anche nostri che sono diventati ormai d'uso comune nell'italiano e che rappresentano proprio dei concetti molto precisi anche che non si possono tradurre in italiano. Però signora, ci sta il fatto anche che noi abbiamo ricevuto dall'italiano, e poco fa ho fatto quell'esempio del cummare, cumbare, che sembrano nettamente napoletani ma non lo sono. Perché? Perché in effetti risalgono a cumpatre, come un padre e cummatre. Ora in Veneto la TR diventa soltanto R e la T cade. Abbiamo importato questi due termini, però ovviamente con la fonetica locale, cum, e poi con la locale evanescente finale, cummar, alla buona. Però tornando un attimo a... Scusa, ma gli americani non hanno importato dopo il 45 paesati? Sì, d'accordo. Noi sciusciamo, insomma. Questa non fa parte della ricchezza proprio della io non ho lingua. parlato di ricchezza, non ho parlato di ricettacolo da altre lingue, ho detto semplicemente che l'estensione del napoletano in sé per sé va soltanto in un'area che neppure è regionale, perché io penso che Candanut a Caserta, a Avellino o Benevento lasci perplessi, laddove a Napoli è di moda, è di scena. Quindi questo dimostra appunto che ci sta una restrizione geografica, di estensione, di uso, e allora rimane nella propria regione, al massimo nel caso del napoletano nella propria città, chiaro, con tutta la sua ricchezza che è innegabile. Ma questo non dipende dal fatto che però non viene comunque conosciuta anche noi napoletani. Io sono nata a Napoli eppure non conosco la maggior parte dei termini napoletani, perché è comunque una lingua, un dialetto, quello che sia, che non viene studiato, non viene apprezzato, i ragazzi non lo conoscono, anzi appartengono a una generazione che non poteva proprio parlare napoletano. Mia madre diceva parla bene, non qua. Sì, si è volgarizzato. La convinzione del napoletano indubbiamente è diventato quando si volgare, parlava in napoletano
rimaneva in quell'ambito soltanto locale e non poteva estendersi al di là. A Milano lei non avrebbe, io in Sicilia non avrebbe parlato in napoletano, lei parla in italiano. Però adesso ci sono molti termini napoletani che sono comprensibili dappertutto, tipo il ciuccio, non lo so, anzi, rappresentano. Insomma, quindi ci questo... sono tanti vocaboli, Maruzza, ce ne sono tanti. Allora, per questa è una questione di territorialità, se noi riuscissimo a far conoscere il napoletano in tutte le regioni d'Italia, diventeremmo allora una lingua. Esatto. Tanto è vero che Edoardo è stato tradotto da Massimo Ranieri in un italiano e anche De Blasi ha detto lo stesso, che a un certo punto Edoardo ha usato un napoletano italianizzato per portarsi al di là. E allora, vede, significa in sostanza che questa restrizione locale non era sufficiente, bisognava ampliare i confini della comprensione e dell'uso, per cui ha italianizzato il testo del nostro grande Edoardo. Nulla di meglio. Quindi attualmente lei voleva dirci le condizioni, insomma, di questo napoletano oggi. Che cosa possiamo fare rispetto a quello che... Ma secondo me la Regione ha parlato anche là di lingua, secondo me, chiedo scusa, uso un vocabolo molto cattivo, municipalisticamente da incompetenti, lingua, non voglio dire che chi sostiene la lingua sia incompetente, ha le sue ragioni che io rispetto, come vorrei anche un rispetto del mio dialetto. Ora, che cosa dico? Ufficializziamo questo dialetto, lei giustamente tutta una volta era scandaloso parlare di napoletano, ora mandiamolo nelle scuole addirittura, strappiamo qualche ora alle altre materie, qualche ora mensile, 2 o 3 ore, in modo che non soltanto il napoletano torna di moda, chiaro, ma anche la cultura, la tradizione, la letteratura, insomma, abbiamo tanto da imparare da noi stessi, quello che possediamo, i tesori che possediamo. La canzone napoletana comunque è compresa da tutti, Cioè in tutto il mondo, anche se non capisco le parole, comunque il senso, la musicalità. Ma questo ha dato in sostanza qualche appiglio al di là di Napoli, la canzone, l'ho detto prima, la canzone, il teatro, il cinema, la poesia, insomma, di Giacomo, la poesia. C'è un'accademia che guarda il dialetto e lo trince, lo segue, Sai meglio di me che il disegno di legge regionale prevede l'istituzione di un'accademia. Siamo 20, ma non è che perché quelli hanno l'accademia. Come vedete la discussione continua ad essere accesa e può continuare all'infinito, però noi vi aspettiamo il 14 aprile per riprendere. Ma dura da tempo, mi ricordo anche al Grenoble si è accesa una battaglia furiosa con De Blasi, con poi se metti De Blasi nel calderone è ancora peggio perché De Blasi vuole la Vellinesi, il Beneventano. Quindi è un discorso infinito. Senti, invece, mi dai una mano, scrivo qualche cosina, che puoi scrivere? Non è finita qua, è l'esame finale. Nel frattempo, per favore, mentre loro concertano, dunque, immaginate che dovete scrivere Senadai Ambres Paghi a Roma. Scrivetelo, guardate ognuno come... Ecco, e fatelo scrivere a un milanese. Chiaro? Se noi non ci riusciamo, figuriamoci al di là della nostra Napoli. Però non riusciremo a scrivere neppure in inglese, perché poi non è esatto. Questo siamo Ma chi ce l'ha insegnato? adesso deve replicare del dritto. Sì, tutto bene, tranne a Roma puoi mettere la doppia. No. Perché Arte Roma. Mi scusi. C'è una Scusi, posso dire una cosa? Con che cosa fai? Scusami, se io invece di scriverlo con un... abbia pazienza. Pasquale, Se invece di scriverlo con una R cosa lo ho scrivi creato? con Che cosa hai due, creato? È il doppio. No, Allora, con caffè, cosa lo o confondi? caffè o caffè che Ma fa? sono due cose diverse. Uno è Lasciali fare. Il finito, i paglietti e il pagliette. Però senti, se praticamente leviamo la doppia, leviamo anche ai nordisti, ai nazisti,
senza terra molla carmane, vira visi fatta mezza ne sa dirmelo perché, viene che non voglio senza terra molla carmane, vira visi fatta mezza ne sa dirmelo perché, io por cima vega senta mira deboli, mi so fatta nuvoliente nella causa sancia di la 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 la. Da che l'ora che la festa ci incontriamo Carmine, tengo in pietta nata in festa come tu la in pietta a te. Quando sto da te lontana io mi sento scivolì, tu fai segno con la mano che te pure fa così. Vieni che questa sella tu non mi devo da me, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a zecca. Vieni che questa sella tu non mi devo da me, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a zecca. La 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 la. Garofana scarlata tenga chiusa Carmine, a nessuno l'ha girata basti farla scritta a te. Un garofana scarlata tenga chiusa Carmine, a nessuno l'ha girata basti farla scritta a te. Viro coro che ti dice di lo voglio non lo vuoi, si lo cerca si felice te lo voglio e te lo do. La 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 la. Si tiene una cosa Carmine che fa per me, è una bella e fresca rosa che più bella non c'è. Per un poco un momento dalla me sparenne sto, fammi contenta Carmine, dammi il mo. Te sti giuro un mazzetta voglio farne meno a me, pa ballare lo minuetta fatta innanzi a zecca a zecca. Te sti giuro un mazzetta voglio farne meno a me, pa ballare lo minuetta fatta innanzi a zecca a zecca. Vieni che non voglio senza terra molla Carmine, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a zecca. Vieni che non voglio senza terra molla Carmine, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a zecca. La 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 la, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a zecca. La 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 la, a ballare la tarantella fatta innanzi a zecca a zecca. Zan zan, fatta innanzi a zecca a zecca. Zan zan, fatta innanzi a zecca a zecca. Fatta innanzi a zecca a zecca.